B&B, appartamenti, stanze ricavate in garage scantinati, affittanze selvagge a dir poco. Grazie a un lavoro di sinergia avviato nei mesi scorsi, Guardia di Finanza e Polizia Locale hanno eseguito una capillare attività di controllo nel periodo estivo con il piano Back in Venice, con lo scopo di individuare strutture ricettive irregolari o abusive. I controlli sono stati effettuati su diverse centinaia di strutture e sono state rilevate numerose strutture completamente abusive, strutture che avevano dichiarato un numero di posti letto inferiore a quello effettivamente riscontrato, più tutta una serie di violazioni di carattere amministrative. A ciò si aggiunge l'attività specifica fatta dalla Guardia di Finanza, soprattutto per quelle strutture più grandi, per le quali in diversi casi si è approfondito anche sul piano fiscale e reddituale. 31 le strutture abusive scoperte, altre 8 invece avevano dichiarato una capacità ricettiva inferiore a quella effettiva. In un caso è stato addirittura riscontrato che la proprietaria viveva in garage per poter affittare tutte le camere del suo appartamento. In tutto sono state comminate sanzioni amministrative per oltre 216.000 euro. I metodi sono vari. Abbiamo un metodo tradizionale per la Guardia di Finanza che è quello dei questionari che abbiamo applicato, ma anche di tutte le segnalazioni che arrivano alla Polizia Locale come alla Guardia di Finanza, ma anche al controllo del territorio, dove si vedono delle situazioni che sono indice di possibili attività, magari senza targhetta, e a quel punto partono i riscontri. Fondamentale l'utilizzo del software che permette di identificare in tempo reale locali abusivi o con qualche irregolarità. L'obiettivo è quello di implementare ulteriormente il software che abbiamo già approntato, che è stato arricchito con i dati che sono stati forniti anche dalla Regione Veneto, verrà arricchito con i dati che verranno forniti da una serie di comuni della città metropolitana, quelli soprattutto a maggiore vocazione turistica, parlo di Jesolo, parlo di Chioggia, di Caorle.